giorno dell'Epifania, il direttore generale Benazzi. Oggi cominciamo a vedere gli effetti dei cenoni di Capodanno e purtroppo dopo i contagi aumenteranno ricoveri e decessi. Dopo 10 giorni di quarantena il vescovo di Treviso torna a celebrare messa oggi nella giornata dell'Epifania, il suo messaggio proprio per chi sta vivendo la fase difficile della malattia e dell'isolamento. La prima Epifania senza festa in piazza dopo 30 anni, il centro di Treviso era deserto, fa male al cuore, ha detto il sindaco Conte, serviva una breve zona rossa fatta prima. Rinvio della riapertura delle scuole superiori, la rete degli studenti medi organizza per domani un flash mob, accusa la regione, l'assessore Donazzanna risponde, eravamo pronti ma ci sono troppi contagi. Vaccini anti-Covid per i lavoratori delle aziende, così l'economia può ripartire, la proposta di Confindustria Veneto che pensa ad una corsia preferenziale per chi fa export. Funerale Rom al cimitero di Montebelluna per dare l'ultimo saluto al capofamiglia mancato nei giorni scorsi, violate le norme anticontagio, 40 multe, un latitante arrestato. Caricatura con l'immagine di Zaia bruciata in un panevino abusivo, il video pubblicato sui social ha già individuato l'autore che è stato sentito dai carabinieri di Vittorio Veneto. Ben ritrovati, buonasera e ancora buona Epifania a tutti voi. Avete sentito il focus anche per questa edizione è sul coronavirus, ma in apertura dobbiamo darvi una notizia che è appena arrivata in redazione, una tragedia della strada accaduta intorno alle 19. Un uomo di 54 anni di San Pietro di Feletto è stato investito in via Lourdes a Conegliano mentre stava attraversando la strada. L'uomo è di San Pietro di Feletto, è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo sul posto, ma purtroppo è deceduto poco dopo. Dunque incidente mortale, siamo a Conegliano, è intervenuta sul posto una pattuglia della stradale. E siamo ai contagi perché continuano a crescere. In Veneto sono 3.177 nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore, purtroppo è ancora della Marca. Il record registra l'incremento maggiore con 805 nuovi contagi. Il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi ha lanciato l'allarme. Oggi cominciamo a vedere gli effetti di feste e cenone dell'ultimo dell'anno. Già ieri eravamo in calo, già oggi alle 8, quindi con la rilevazione abbiamo 420 positivi nella nostra provincia e siamo quelli che hanno più positivi di tutto il Veneto, purtroppo. I timori si sono avverati e puntuali come un orologio, gli effetti di cenoni e feste per il Capodanno si cominciano a vedere dal giorno della Befana. Amarezza e preoccupazione nelle parole del direttore generale dell'ULSS 2 nell'analizzare i dati dei contagi nella Marca che confermano come le 2 settimane delle vacanze di Natale siano le peggiori dall'inizio della pandemia per numero di contagiati e poi a cascata per ricoveri e decessi. Noi speravamo, grazie a questo mini lockdown, di poter alleggerire il numero dei contagi. Scarso rispetto delle regole a partire dalla visita a parenti e amici, per non parlare poi di chi ha violato isolamento e quarantena o ha fornito numeri di telefono errati per non essere rintracciato. E purtroppo, ribadisce il dottor Benazzi, non si tratta di casi isolati, comportamenti irresponsabili, leggerezze individuali che finiscono per essere pagate dalla collettività, da chi resta a casa, da chi deve tener chiusa la propria attività, dai ragazzi che non possono andare a scuola. Vi chiedo adesso, da quello che ho capito, continueremo a mantenere questi mini lockdown. Per cortesia, rispettate le regole, evitate di affollare le case di amici, evitate di trovarvi a far pranzi, visto che c'è stata la possibilità in fiducia di dare che ognuno può andare a trovare, in 2 possono andare a trovare un amico. Mi raccomando, perché effettivamente questo è stato per noi deleterio. La speranza è il vaccino. L'ULSS 2 preme sull'acceleratore. Oggi le vaccinazioni sono proseguite al personale degli ospedali di Conegliano, Castelfranco e Oderzo e l'azienda sanitaria, se arriveranno le dosi, è pronta a partire dopo gli over 80 che dovrebbero essere vaccinati a febbraio con il resto della popolazione. Per vedere la luce, oltre il tunnel, bisogna vaccinare. Per cui tutte le forze, lo dico, le metteremo in campo per vaccinare. Se arrivano i vaccini, noi vaccineremo, se serve anche H24. La speranza avete sentito dunque nel vaccino. Allora oggi l'Agenzia Europea del Farmaco ha dato l'ok al secondo vaccino anti-Covid, quello di Moderna. Ne abbiamo parlato insieme al ministro veneto Federico D'Incà.
Io credo che ci voglia una fortissima raccomandazione, spiegare assolutamente l'importanza delle vaccinazioni, l'importanza. E io sono convinto che ogni persona vaccinata in qualche maniera si sentirà più libero, più sicuro e trasmetterà questa sicurezza, questa libertà contro questa malattia terribile. Per cui credo che dobbiamo trasmettere tutti quanti insieme il messaggio che il vaccino è importante, lo dobbiamo fare assolutamente tutti. Io stesso lo farò appena sarà il mio turno, avendo 44 anni. Prima vengono i nostri grandi anziani, il personale sanitario, poi verranno le persone fino a 60 anni e poi verranno le altre persone. Quindi dobbiamo aspettare il nostro turno, ma nel frattempo adottare la massima sicurezza ed essere noi tutti quanti vigili, ma anche portatori di corretta informazione. Ne vediamo troppe di cose, di parole spese inutilmente contro questi vaccini che in realtà sono sicuri, sono stati fatti in maniera trasparente e ci aiutano a superare una malattia terribile. Quindi dobbiamo essere forti uno con l'altro e avere la massima fiducia nella scienza. Tra l'altro nelle prossime settimane arriverà appunto il vaccino Moderna, poi sarà l'ora anche di AstraZeneca, arriveranno milioni di dosi e sono convinto che addirittura riusciremo a fare prima dei tempi che ci siamo detti, per cui velocemente possiamo tornare già col periodo estivo ad una semi-normalità. E la campagna vaccinale è iniziata, sono partite già le prime polemiche. Il capogruppo del Partito Democratico in Regione, Possamai, ha detto: vacciniamo prima gli studenti e il personale delle scuole per far ritornare le lezioni in presenza. Invece il presidente di Confindustria Veneto ha lanciato la proposta di vaccinare i lavoratori delle aziende, soprattutto quelli con vocazione all'export. Ancora oggi in molti casi l'INAIL ravvede una responsabilità dell'imprenditore qualora ci siano all'interno delle aziende dei contagiati e quindi dateci tutte le opportunità con un vaccino che è stato certificato. Il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, si esprime a favore della proposta lanciata dal giuslavorista Pietro Ichino di rendere il vaccino obbligatorio nelle aziende. Obiettivo: rendere i luoghi di lavoro sempre più sicuri, garantire alle imprese ad alta vocazione per l'export una corsia preferenziale per chi deve incontrare clienti e fornitori. Sappiamo, leggiamo, ho letto che molte compagnie inizieranno a chiedere il vaccino obbligatorio per viaggiare, quindi non ci dobbiamo anche in questo far trovare impreparati. Una proposta che, come per i protocolli sicurezza, dovrà essere concertata con le parti sindacali. Certo è che l'obiettivo comune in una fase di stallo come questa, dove le imprese hanno già investito moltissimo nell'acquisto di dispositivi di protezione e accordi con i laboratori privati sui tamponi, deve essere quello di fare ripartire in maniera tempestiva e sicura le aziende dell'export, una leva importantissima per il rilancio della nostra economia. Io sono assolutamente positivo perché io sono uno di quei lavoratori che dovrebbe partire per andare all'estero, quindi per me prima procediamo con questo e meglio è. Intanto prima o poi il patentino dovremo farcelo tutti. Anch'io faccio lo stesso lavoro, siamo sempre all'estero, quindi non vedo l'ora di poterlo fare per poter andare via. È un obbligo morale, se non mio, io lo faccio per una questione di moralità personale. Lavoro su una fabbrica metalmeccanica, sarebbe giusto farlo a tutti, perché questo virus che circola sarebbe bello giusto farlo a tutti gli operai, insomma. C'è libertà nella scelta e allora ci vuole tempo, e bisogna anche rispettare e educarsi certo, che non venga un'anarchia, un ostruzionismo, ci sono valori di fondo che devono reggere questo cambiamento. Ed ora andiamo in città, andiamo al Duomo. Dopo 10 giorni di quarantena fiduciaria, il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, è tornato ad officiare messa proprio nel giorno dell'Epifania. Il Signore non deve mai annoiarsi della volte che sale a lui dalla diocesi di Treviso, che possa essere in tante lingue, in tanti colori, in tanti modi, che possa vedere che abbiamo la gioia di stare tra noi e con lui anche in questo tempo difficile. E ricordatevi che se sorridete anche sotto le mascherine, gli occhi si illuminano e il buio è vinto. Nella
solennità dell'Epifania del Signore in un tempo difficile, Monsignor Michele Tommasi torna nella sua comunità dopo 10 giorni di isolamento fiduciario. Il messaggio per la sua gente è quello di vincere il buio anche attraverso una luce che è dentro di noi, come la luce della stella che ha rivelato al mondo nel giorno dell'Epifania il Figlio di Dio. Un mondo mai così unito nella sofferenza che accomuna popoli seppur così lontani. Auguro a tutti, ha detto Monsignor Tommasi, di compiere passi di speranza. Una diocesi, quella di oggi, già provata dalla scomparsa di Monsignor Francesco Toffoli, mancato nella notte di lunedì 4 gennaio dopo aver combattuto all'ospedale di Treviso contro il virus. Non chiudiamoci soprattutto in noi stessi, non lasciamoci prendere dalle nostre paure e soprattutto non tagliamo gli altri fuori dalla nostra vita. Possiamo far entrare gli altri nella nostra vita anche con le regole di distanziamento, anzi a maggior ragione. È proprio un impegno che dobbiamo prendere. È bello poter essere insieme, è bello quando si è da soli sapere che non si è da soli. Ecco, a tutti chiedo di stare vicini a quelli che sono isolati, a quelli che sono ammalati, a quelli che sono negli ospedali e far loro sentire perlomeno la forza del loro pensiero e della loro preghiera. Una Santa Messa, quella di oggi, animata dalle comunità cattoliche in lingua straniera. Tutte le lingue unite in un unico messaggio, quello che rivela la profezia della salvezza. Rappresentanti della comunità brasiliana, nigeriana, francofona, rumena, ghanese, indiana e italiana si sono alternate nella preghiera dei fedeli. Ad animare la Santa Messa il coro della comunità ucraina e della cattedrale. La prima Epifania senza festa in piazza dopo 30 anni. Treviso oggi era una città deserta. Abbiamo ascoltato il sindaco Mario Conte. Il silenzio lungo le cali di Treviso in un'Epifania mai così desolata. Nell'ultimo giorno di zona rossa la città è deserta. Pochi i trevigiani a passeggio, abbassate tutte le serrande dei negozi, alcune anche definitivamente. In pochi metri un bar e 2 negozi sono sfitti. La città è sospesa e da domani dovrà destreggiarsi tra giorni gialli, rafforzati, weekend arancioni, in attesa del prossimo DPCM atteso per il 15 gennaio. Fa male al cuore perché in questi giorni la città negli altri anni scoppiava di gente, scoppiava di allegria, di sorrisi. Quest'anno invece siamo chiamati alla responsabilità. La soluzione giusta era quella di chiudere tutto per un breve periodo e poi ripartire alla grande. Invece, a causa dei mancati ristori, perché diciamoci la verità, i ristori tardano ad arrivare e quindi devono sempre trovare posizioni di equilibrio tra la tenuta economica e la tutela della salute, cosa che allunga questa agonia. Io l'invito che faccio ai miei cittadini è quello di non guardare tanto alle sfumature del colore, ma di limitare al massimo gli spostamenti. 3.638 sono i nuovi contagi, 126 morti in Veneto nelle ultime 24 ore. La Marca rimane maglia nera per numero di contagi. Il sindaco Mario Conte oggi avrebbe voluto raccontare un'altra Treviso con la visita della Befana in Piazza dei Signori, una tradizione lunga 30 anni che chiamava a raccolta tutti i bambini della città. Il suo messaggio si unisce a quello del vescovo Michele Tommasi. Richiamo un po' le parole del vescovo che ci invita comunque a sorridere anche sotto la mascherina, perché il sorriso si vede anche attraverso gli occhi e credo che questo sia lo spirito giusto dell'animo per affrontare questa pandemia e sono anch'io convinto che recupereremo presto anche quegli aspetti economici che oggi tanto ci preoccupano. Dall'economia alla scuola, rinviata l'apertura ovviamente in presenza per le superiori. Domani il gruppo degli studenti medi del Veneto ha annunciato flash mob in piazza, ha criticato l'assessore Donazzan che a loro ha già risposto. Ciao, siamo la rete degli studenti medi del Veneto. Siamo studenti. Siamo studentesse. Non siamo burattini. State ancora giocando sulla nostra istruzione e sul nostro futuro. È vergognoso. Per l'ennesima volta il rientro a scuola è stato rimandato a 3 giorni dalla riapertura. Un video appello per esprimere tutta la propria contrarietà al rinvio della riapertura in presenza delle scuole superiori. È quello diffuso dalla rete degli studenti medi che per domani hanno organizzato dei flash mob a Treviso, Padova, Verona e Vicenza e sotto la sede della Regione in fondamenta Santa Lucia a Venezia. Gli studenti puntano il dito contro la Regione. La scarsa pianificazione e la noncuranza nei confronti dei giovani non può pesare ancora sulle spalle di migliaia di studenti e docenti, dicono. Siamo stati ignorati come se la nostra voce fosse meno di quella di aziende e chiese. Vogliamo che il nostro diritto allo studio e alla salute sia garantito.
Dopo aver riaperto a settembre per poi richiudere dopo qualche settimana, ci aspettavamo che la Regione avesse imparato la lezione. Risponde a stretto giro l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan. Noi siamo pronti sia sul piano della didattica che sul piano dei trasporti che su quello del distanziamento fatto nelle scuole magnificamente proprio per garantire sicurezza. Ma c'è un ma. Tutto questo può accadere solo se la curva dei contagi si placa. E la seconda cosa, stiamo facendo uno sforzo notevole per tenere aperte le scuole medie e le scuole elementari che domani infatti torneranno in classe. Ma guardate che non è scontato nemmeno questo, perché il quadro complessivo è molto delicato. E a chi accusa la Regione di dare priorità alla riapertura delle attività economiche piuttosto che alla scuola, l'assessore risponde così. Salvare l'economia e salvare l'economia dei posti di lavoro che magari sono i genitori di quei ragazzi, non certo quelli che si lamentano, perché un figlio di un gestore di un bar, di un ristorante, di un impianto sciistico, di un maestro di sci, lui sa che è importante che suo papà possa andare a lavorare. Quindi mentre la scuola si può rendere compatibile, non ci piace, non è il massimo delle nostre aspettative, ma si può fare, cioè si può continuare ad avere il diritto all'istruzione a distanza, non si può avere il diritto al lavoro a distanza. Così l'assessore Donazzan, noi abbiamo ascoltato su questo tema anche i trevigiani. Purtroppo non riesco a essere felice perché aspettavo di poter tornare, anche perché mi mancano i miei compagni, perché ok, ci vediamo, ci chiamiamo, ci sentiamo con la chat, ma non è la stessa sensazione di poterli vedere, toccare, anche solo col gomito, perché mi manca questa cosa. Edoardo ha 17 anni e frequenta lo scientifico a Treviso davanti la prospettiva di quasi un mese di didattica a distanza. Così molti suoi coetanei, consapevoli del rischio ma stanchi della nuova routine imposta dal virus. È molto triste, certo che vogliamo tornare in classe, vogliamo avere contatto con i nostri professori e anche con i nostri compagni, perché abbiamo 18 anni e non ce li avremo altre occasioni di vivere la comunità, la scuola come la stiamo vivendo adesso. L'altra categoria è quella degli studenti universitari. Anche per noi è la medesima cosa, dobbiamo adattarci alle lezioni online, agli esami online. Sicuramente è complicato e ci ha stravolto ogni cosa, ogni programma, ogni progetto. Con loro fratelli, mamme e nonne. Sicuramente compromette anche però la qualità dello studio, perché ho anche una sorella che ancora va alle superiori ed effettivamente si sente un po' la mancanza di quelle che sono poi le lezioni frontali. Mi spiace per i ragazzi perché studiare da casa non è come studiare in classe, ci vuole il professore, i compagni di scuola e tutto quanto. Vediamo i dati delle vaccinazioni di oggi nella Marca trevigiana. 320 tra ospiti e operatori sono stati vaccinati alla casa di riposo Opere Pie di Pederobba. 900 persone sono state vaccinate all'ospedale di Conegliano, 384 all'ospedale di Oderzo, 667 operatori e medici all'ospedale di Castelfranco Veneto. Ora ci spostiamo invece a Montebelluna. Ricorderete le immagini degli assembramenti di Rom davanti all'obitorio per salutare il loro re mancato per coronavirus. Ebbene, ieri durante il funerale 40 multati per assembramento e poi anche un arresto. In barba alle norme anti-Covid, da giorni dopo la morte del loro capofamiglia Muharrem Salkanovic hanno stazionato davanti all'obitorio di Montebelluna in attesa di poter vedere e dare l'ultimo saluto all'uomo mancato per Covid la notte di Capodanno. Almeno un centinaio i rom che si sono alternati nel parcheggio in attesa che la famiglia e i 12 figli dell'uomo potesse vedere il corpo. Ieri è stato celebrato il rito funebre in cimitero secondo l'usanza rom ed anche in quell'occasione le forze dell'ordine hanno dovuto effettuare un presidio proprio per garantire il rispetto delle norme anti-Covid. I carabinieri, che hanno eseguito i controlli con il supporto del 4° battaglione Veneto dell'Arma, hanno sanzionato 40 cittadini rom per assembramento e spostamento ingiustificato. Per tutti la sanzione è stata di 400 euro. In quell'occasione i militari hanno anche arrestato un 27enne, Jackson Husovic, latitante dal 2012. Il giovane deve scontare 11 mesi e 6 giorni per un cumulo di pene per furti e ricettazione commessi a Genova e Bologna tra il 2008 e il 2010. Il 27enne è stato riconosciuto tra la folla. Dopo l'arresto è stato trasferito in carcere a Treviso. Ed ora pochi secondi di pubblicità.
Eccoci, ripartiamo dal progetto di recupero dell'ex Umberto I per un progetto di co-housing per anziani. Da qui partirà la rivoluzione anche pedonale di Borgo Mazzini, con la città che si riapproprierà di 2.500 metri quadrati di area. Vediamo. Non solo 14 nuovi alloggi per gli anziani che sceglieranno la formula del co-housing per un totale alla fine di 42, ma la restituzione alla città del chiostro dell'ex convento dei frati Girolamini e degli spazi che lo circondano, con 2 varchi, 2 accessi da via Casa di Ricovero da Borgo Mazzini, che verrà quest'ultimo parzialmente pedonalizzato. A Palazzo Rinaldi la presentazione della riedizione del progetto preliminare di recupero dell'ex casa di riposo Umberto I. Una parte spetterà anche al comune, che procederà alla riqualificazione idraulica del canale delle convertite. La nostra idea è di dare ai trevigiani, ridare l'ex convento con delle funzioni pubbliche, come ad esempio una sala convegni e un ufficio anziani. Andremo a ripristinare un vecchio varco da Borgo Mazzini per entrare dentro il convento. Ci saranno delle aree anche commerciali, perché noi riteniamo che questi luoghi debbano vivere, perché la nostra sfida è far rivivere questo ex convento. Il tratto di Borgo Mazzini destinato alla pedonalizzazione è quello tra Porta San Tommaso e la biforcazione. È una visione di città che condividiamo, è una visione di quel quadrante che a noi tra l'altro piace molto. Dobbiamo però, prima di andare a togliere i parcheggi, fare degli investimenti, migliorare la viabilità, rafforzare il trasporto pubblico e soprattutto investire su altri parcheggi liberi all'esterno delle mura. 5 milioni di euro il costo dell'intervento, da realizzare da qui al 2023. Quanto ai fondi, ISRA li cercherà attraverso tutte le strade, dall'Europa al governo alla regione. L'idea nostra è che questi quasi 2.500 metri quadri di area scoperta, pedonale, senza alcuna barriera architettonica, vengano frutti al massimo dai trevigiani. Noi siamo convinti che questo progetto è della bontà del progetto, che i soldi arriveranno. È già stato individuato e ascoltato dai carabinieri di Vittorio Veneto l'autore di un video in cui una caricatura del presidente Luca Zaia viene data alle fiamme proprio nella notte del Panevin. Il video, circolato per ore sui social, è quello che vedete ed è stato pubblicato dal sito della Tribuna di Treviso. Risale a ieri sera, quindi alla vigilia dell'Epifania, nonostante i divieti anti-Covid. L'uomo pare si sia difeso, spiegando che si trattava di una goliardata e una critica politica, invitando lo stesso Zaia a contattarlo. C'è grande cordoglio questa mattina a Ponzano Veneto per la notizia della morte di Diego Baseggio, noto imprenditore edile. L'uomo, 43 anni, è stato trovato morto all'interno della sua abitazione. A nulla è valso il tentativo, seppur tempestivo, dei medici del 118 di rianimarlo, ma sul posto sono arrivati anche vigili del fuoco e carabinieri. L'uomo da tempo soffriva di depressione, lascia moglie e 2 figli. Il cordoglio è arrivato anche dal sindaco Antonello Baseggio. E proseguono gli interventi dei vigili del fuoco per le abbondanti nevicate che per giorni hanno interessato la provincia bellunese. I principali interventi in queste ore: la rimozione di neve dai tetti per sgravare il peso delle coperture, evitare la caduta degli accumuli pericolosi per i passanti e liberare i camini per il corretto funzionamento dello scarico dei fumi delle caldaie e delle stufe. Pure oggi il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco si avvale di personale proveniente dai comandi del Veneto e della Lombardia. Nella giornata di oggi sono stati effettuati, pensate, oltre 300 interventi. Il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, ha fatto un sopralluogo a Cibiana di Cadore, una delle zone maggiormente colpite da questa emergenza. Lino Zanussi, grande imprenditore del nostro territorio, a lui il comune di Porcia ha dedicato la sala consigliare che si trova accanto alla biblioteca. Che i meriti per questo grande riconoscimento di tutta la cittadinanza sono legati alla sua visione da imprenditore ma anche da uomo, in quanto ha sempre creduto nello sviluppo dell'impresa coordinato con lo sviluppo dei suoi abitanti e con tutto il suo territorio. La sala consigliare del comune di Porcia è intitolata Lino Zanussi, nato a Pordenone il 15 gennaio 1920, un territorio che ha goduto e beneficiato della spinta imprenditoriale di questo grande uomo cui il comune ha dunque voluto dedicare
una sala proprio accanto alla biblioteca perché la sua figura fosse ricordata e conosciuta soprattutto dalle nuove generazioni. Ogni Natale lui teneva moltissimo a stringere la mano ad uno dei suoi dipendenti e i dipendenti erano al di sopra dei 1500 e lui voleva stringere la mano uno per uno a tutti i dipendenti. Tutta la sua vita e tutta la nostra vita è stato un po' un passaggio di valori etici e morali. Quel benessere diffuso dovuto anche al potersi acquistare frigoriferi, televisori, stufe a legna, permise ai cittadini di Porcia, ma mi viene da dire ai cittadini di tutto il territorio della parte friulana della destra Tagliamento, che poi diventò la nuova provincia di Pordenone anche sotto l'impulso forte di Lino Zanussi, un territorio più ricco che ancora oggi gode di quei benefici. Un'inaugurazione che, promette il sindaco, verrà rinnovata in presenza con tanti imprenditori e politici del territorio, una volta che la curva dei contagi inizierà a scendere, per ricordare chi era questo grande uomo e che cosa è stato per Porcia l'industria Zanussi. La notte dei falò al tempo del Covid ad Arcadia, un mini panevino simbolico dedicato agli alpini, dagli alpini ai morti per coronavirus, e poi ad Asolo, dove è stato acceso uno dei pochissimi panevin familiari autorizzati. Un piccolissimo falò simbolico acceso dagli alpini in piazza, così Arcade ha ricordato le vittime del Covid. La notte dei falò, cancellati dalla pandemia, si è così accesa di significato nel paese famoso per il panevin più grande della Marca e tra i più alti del Veneto, che la sera del 5 gennaio ha richiamato ininterrottamente per 54 anni migliaia di persone. Quest'anno è andata diversamente. Ieri sera gli alpini comunque hanno voluto dare un segnale, accendendo un piccolissimo farò, piccolissimo, con il parroco che era benedetto, per ricordare tutti i morti alpini del Covid e anche di altre, diciamo, ovviamente malattie. E quindi è stato anche un momento toccante, perché messa dedicata a questi defunti e poi questo momento di raccoglimento attorno al fuoco, che comunque è un simbolo di aggregazione. Giusto per la cronaca, le poche faville di Arcade sono andate verso sud, a metà strada tra Levante e Ponente, segno che forse qualcosa di buono dal male sta per arrivare. Verso sera, quindi di buon auspicio, sono andate invece le faville del panevin della famiglia Bernardi ad Asolo, uno dei pochissimi autorizzati, acceso sul Monte San Martino e visibile dalla Bassa Trevigiana fino al Grappa. Questa è una tradizione che dura ininterrottamente da 60 anni. Mi ricordo che quando ero giovane partivamo assieme al papà per fare la legna, per fare anche con la neve alta 50 centimetri, perché è una qualcosa che rimane dentro di noi ed è rimasta dentro di me. Quindi abbiamo chiesto l'autorizzazione, l'abbiamo avuta nel rispetto delle normative, e quindi abbiamo pensato di farlo anche per rappresentare tutti i falò della provincia di Treviso che non sono riusciti a fare questa sera. Siamo in chiusura per la rubrica Il tuo presepe. Ci salutiamo con le natività di Paola Buso di Ponzano Veneto, di Paola Paladina di Oderzo e di Walter Battaglione di Casale sul Sile. Dunque a voi le immagini e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Out jumps good old Santa Claus, down through the chimney with lots of toys.
Benvenuti al meteo. La circolazione instabile che ci accompagna da giorni se ne va, la pressione atmosferica torna ad aumentare e dunque il tempo sarà in miglioramento. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 7 gennaio. Sul Veneto le caratteristiche meteorologiche salienti saranno il calo delle temperature e la presenza della nebbia. Nelle ore più fredde, infatti, della giornata avremo diffuse foschie in pianura e in alcune zone saranno anche fitte e persistenti. Più sole a partire dal pomeriggio, ma ancora riduzioni della visibilità alla sera. Temperature, come detto, in diminuzione, minime tra -2 e 2 gradi, valori massimi compresi invece tra i 3 e i 6 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui inizialmente avremo qualche nebbia, specie sulle aree pianeggianti e sui fondovalle, ma non mancheranno anche ampie schiarite soleggiate. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime sui 6-7 gradi. E ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui asciutto e stabile, soleggiato ovunque, qualche nebbia e nube bassa in più sui settori meridionali della regione. Temperature minime intorno ai -2 gradi, valori massimi invece sui 4 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antena 3.